notte di segreti di cui voi poveri maschietti non dovete sapere nulla. L'Elisa la brunetta un giorno voleva andare tra i campi nell'erbetta, contenta a scampagnare. Si mise un bel vestito, scarpette e capelli e un anellino al dito, al quale aggiunse infine una certa cosa foderata in rosa e guarnita in nero, motociclo in nero. Girando tra i viali l'Elisa si incontrò con un bel giovanotto che a lei così parlò: vi amo il suo conquisio del vostro bel visin, dei gesti e del sorriso, ma più di tutto infine della vostra cosa moderata in rosa e guarnita in nero, motociclo in nero. Poi stesa nell'erbetta si misero a flirtar, quando ecco la brunetta ad un tratto esclamar: "Oh, non trovo la mia cosa, l'ho persa e non l'ho più". Invece in quella posa si era seduta su, signor, sopra quella cosa foderata in rosa e guarnita in nero, motociclo nero. Intanto che trovata quella cosetta fu, si era un po' sciupata e non chiudeva più. Ripianse la brunetta provando gran dolore, poiché la sua presetta aveva un gran valore. Ora la borsetta non è più perfetta e valor non tiene se non chiude bene. Ora la borsetta non è più perfetta e valor non tiene se non chiude bene. Ride sempre, beata a lei, ride sempre, vabbè.